Dal punto di vista logistico come sarà strutturato questo raduno? Beh, è un raduno che intanto ha radici profonde nella nostra città perché ovviamente le nostre confraternite fanno parte della nostra storia e rispettano e portano avanti, direi, anche con fatica le nostre migliori tradizioni. E in questo senso anche la città risponde. In che modo? Beh, prima di tutto accogliendo le nostre confraternite sino dalle prime ore del mattino, intorno alle 7:45 già ci sarà qualcuno a prendere le presenze, c'è tutta una logistica, parcheggi e quant'altro predisposta, poi li aspettiamo qua in Piazza delle Nazioni dove il sindaco saluterà le confraternite convenute e poi inizierà la Santa Messa. E alla fine della Santa Messa, subito dopo, ci sarà la processione. Terminata questa processione si conclude il raduno delle confraternite che sarà sicuramente una bellissima festa. Parapallo com'è la realtà confraternale? È una realtà ancora abbastanza solida. Sì, a Rapallo abbiamo 6 confraternite tuttora in funzione e quindi c'è un grande spirito di comunione anche tra di noi, tra confraternite, quindi siamo ben felici di questo raduno. Che cosa fate voi materialmente? Quali sono un po' le attività che ancora oggi si portano avanti attraverso le confraternite? L'impegno anche di tenere oltre gli oratori, cioè quindi nella manutenzione ordinaria e straordinaria, però c'è anche un impegno di tenerli aperti la chiesa perché nel centro storico, soprattutto nei momenti di affluenza di turisti, tanta gente li frequenta, entra dentro, oltre che a ammirare si ferma anche a pregare. Accennava ai presepi, teniamo presente che i nostri presepi durante il periodo natalizio sono visitati da almeno 10.000-12.000 persone.